La Banca Nazionale Svizzera possede bumo danès, ma ben e aur, in massa aur, nominada mein 1040 tonnes. Quei aur alla banca in tresors, quals tresors en zupai alla Svizzera e agli exterior. Nur che quals tresors quei resta in gran misteri. Il aur della banca è in forma de barras de aur. Una barra pesa varga 12 kilos. In Cina ha per il momento una valetta de buonamente 10 milioni francs. Quei tuna de bia, ma il prezzo de aur è il momento basso. E per quei che la banca possede una massa aur, ella è piarsi una massa de nes, 9 miliardi francs. Wow, una stanza plein aur. Aveis egli sent ben che c'è una barra a schonen in pau paisa. A tutina vale quella in gada pli a pipauc, ma de co quai? Aur era fetch importants, e quei schon avon varga 6 milions. Lu devi un bo de nes, per quei brattavans la rauba. Quei era rauba del pertge, sco per esempio greun per comprar in Asen. Cum brattar greun ni altres causas devi un gran problem. Greun san ins boten e si gic, col temps vegn al schliaz. La moneda che sveva mava pia en paglia. Ins dovrava pia in altra causa per brattar, una causa preziosa che vegn bo schliata, ed ins apreu aur. Aur fascinesce per vede siete legiur. Aur dati boda per tot. Aur è rars per quei che anfla mo pince tocca al gret, e per quei è aur custaivel. Cun lua aur sanens fa del tot. Crunas pels rechts, schmuck e schizzon moneda. Per quei ha l'aur in valetta che resta. Ma de co vala aur in gada pli ed in gada meins? Cheu dati con son dus motivs. La valetta degli aur vien indicada in danès, in dollars. Se il prezzo del dollar è bass, vala l'aur pipauc. Se l'aur vala pipauc, lu vende una massa lieut lur aur per bo piarder danès. Tuttenina dati plunas d'aur pi bien mercau. Aschi è l'aur boplisci custaivels ed il prezzi croda shampoo spei. Che l'aur della Banca Svizzera valen gi nuopli, liez ei bodet de me, per quel che aur ei a resta custaivel.